Edoardo, benvenuto. Ciao, grazie dell'invito e un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Edoardo, cominciamo a far capire ai nostri radioascoltatori perché Radio International, International Radio, anzi ha sede a Cavarzere e insomma fa parte provincia di Venezia, però la radio si sente anche in provincia di Rovigo, chiaramente, e facciamo capire ai nostri radioascoltatori il motivo per il quale tu praticamente ti eri ritirato da sindaco di Rovigo. Molto semplicemente il partito più importante della coalizione di maggioranza che mi sosteneva ha deciso ad un certo punto di togliere la fiducia, tecnicamente di dar corso a quella che viene chiamato appoggio esterno, quindi senza nessun più vincolo di fedeltà alle linee della maggioranza. A quel punto, per una questione di correttezza, dato che la maggioranza non c'era più, secondo me era assolutamente fondamentale dare un segnale, e non avendo più una maggioranza non è neanche possibile garantire il governo della città, e a quel punto ho preso la decisione. Ripeto, è una questione di correttezza e di conseguenzialità rispetto a scelte che hanno fatto altri. Certo, è stata anche una scelta coraggiosa dal mio punto di vista. Dico questo perché nel corso degli anni che tu hai fatto sindaco, quando c'erano dei problemi, e parlo anche di progetti che erano, diciamo, condivisi in rete con altri comuni del Delta, tu hai sempre risposto alle mie telefonate o comunque a quelle che erano le criticità di determinate cose, sei sempre stato presente. Ti posso dire che nel mio lavoro è fondamentale il rapporto con i sindaci e non tutti erano sempre disponibili, e parlo in generale chiaramente. Tu eri uno di quelli praticamente che rispondeva veramente sempre al telefono, e questo è una buona cosa per lavorare bene e soprattutto affrontare anche quelli che sono i problemi, no? E detto questo, andiamo su uno dei progetti Auro, tra l'altro, no? Perché era in condivisione, parliamo con il comune di Adria, oltre ad altri 12, se non mi ricordo male il numero, ma lascio a te la parola per parlare di questo bel progetto, Edoardo. Corretto, il numero lo ricordavi molto bene, sono 13 i comuni coinvolti. È bene riavvolgere un po' il nastro di cosa stiamo parlando. Dal 2017 la Regione del Veneto ha deciso di adottare una architettura istituzionale per l'erogazione di fondi europei legati alla coesione territoriale. Sono i fondi che vanno sotto il titolo di un acronimo, quasi uno scioglilingua, PORFESR, cioè il piano operativo regionale per il fondo europeo di regionale, eccetera, eccetera. In altre parole, stiamo parlando di fondi europei per la coesione territoriale, in questo caso del settennato 2021-2027. Già nel settennato precedente, per poter accedere a questi fondi era necessario fare una serie di passi preliminari, individuando le condizioni per poter acquisire il titolo di autorità urbana. Un'autorità urbana è un conglomerato di almeno 3 comuni, uno dei quali deve essere capofila, e il comune capofila deve avere almeno 30.000 abitanti. Bisogna raggiungere tutti insieme almeno i 100.000 abitanti con una certa densità abitativa. Queste sono le norme per poter partecipare, diciamo, a questa operazione. In tutte le altre zone del Veneto, già nel 2017, questa forma di collaborazione di area vasta era già stata attivata. Le uniche 2 realtà che mancavano erano la provincia di Belluno e un'autorità urbana nella provincia di Rovigo. Già a partire dal 2021, fine 2021, abbiamo cominciato a ragionare insieme ad altre realtà. Noi ovviamente stiamo un po' svantaggiati sulla base dei 2 prerequisiti che dicevo prima, perché mentre una città capofila come Padova o come Verona già di per sé raggiungono immediatamente i 100.000 abitanti minimi, noi per fare 100.000 abitanti abbiamo fatto un pochino più di fatica, ovviamente. Abbiamo utilizzato tutte le deroghe possibili. Il numero di comuni sarebbe 11, con 2 possibili deroghe se giustificate. Noi abbiamo quindi messo insieme un agglomerato
che va da Badia Polesine fino ad Adria, con tutti i comuni in mezzo contermini che fanno parte di questa operazione. Abbiamo raggiunto la fatidica soglia di 108.000 abitanti e ci siamo sottoposti al vaglio della regione, perché il tutto è stato possibile solo perché abbiamo avuto l'autorizzazione ad una vera e propria strategia di area vasta per l'erogazione di questi fondi. L'allocazione ci ha consentito di ottenere sull'intera area oltre 11 milioni e mezzo di euro per fare insieme dei progetti collegati alla mobilità sostenibile, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione nel territorio, alla residenzialità agevolata per categorie fragili e così via. Questa è stata un'operazione secondo me molto interessante e che a regime ci consentirà di intercettare fondi europei nel momento in cui verranno anche a mancare quelle opportunità collegate al PNRR. Si parla molto della necessità di dotare i nostri comuni della possibilità di acquisire fondi su base competitiva in ambito europeo. È bene ricordare che il PNRR ormai sta arrivando alla sua fase conclusiva, le date finali le conosciamo molto bene, lavori conclusi entro il primo trimestre del 2026, rendicontazione totale e definitiva entro la metà del 2026. Finito il PNRR bisogna avere modo di intercettare i fondi europei, per esempio per i fondi POR-FESR non sarebbe stato possibile se non avessimo fatto tutto questo lavoro preliminare, quindi sono veramente molto contento perché ci ha messo nelle condizioni, o meglio, ha messo nelle condizioni lente chiunque sia il sindaco futuro, certo, di poter accedere a fondi che altrimenti non sarebbero mai arrivati. Non è cosa da poco, perché mi ricordo quanto è stato fatto, discusso ed è andato appunto sui giornali proprio questo progetto di area vasta. Ma tocchiamo un altro tema sensibile, importante, a proposito, perché prima accennavi di fragilità. Parliamo del sociale, Edoardo, di quali sono le progettualità in campo che previste, insomma, per la città di Rovigo nel momento in cui andassi tu, insomma, venissi eletto come sindaco. Ma io partirei da quello che è già stato fatto. È bene ricordare che per un comune come Rovigo la parte del bilancio che è destinata all'attività sociale è di circa il 12%. Stiamo parlando di poco meno di 6 milioni in media all'anno. Ovviamente dentro questa cifra c'è tutto quello che ha a che fare con il settore dei servizi sociali, partendo dagli stipendi relativi alle persone che lavorano nel settore, passando per tutto ciò che serve per dotare il settore della logistica, quindi insomma, la gestione degli spazi. Dentro ci sono però anche tutti i contributi che vanno dai contributi legati agli sgravi di natura contributiva, ad esempio gli sgravi per la TARIP, quindi per i rifiuti, passando agli interventi collegati alle emergenze abitative e così via. Gli ultimi anni sono stati particolarmente pesanti. Io cito sempre un paio di numeri perché secondo me danno bene l'idea di qual è la realtà. Noi quando siamo partiti nel 2019 avevamo circa 850 nuclei familiari conosciuti ai servizi sociali. Quando abbiamo chiuso la nostra esperienza nel febbraio del 2024, questi erano circa 1800, 1850. Cifre importanti. Perché il Covid ovviamente ha fatto molto male e anche la crisi energetica, soprattutto tenendo conto del fatto che pensioni e stipendi sono rimasti inalterati, ha comportato lo scivolamento pericolosamente verso soglie di povertà relativa anche in nuclei familiari che precedentemente non avevano questo problema. Quindi va posta una particolare attenzione. In quest'ambito il lavoro che è stato fatto secondo me è importante, ne ricordo un aspetto ad esempio. Si parla molto di autonomia differenziata e collegato all'autonomia differenziata si parla anche dei cosiddetti LEPS, cioè i livelli essenziali delle prestazioni sociali.
Nell'ambito dei servizi sociali questi LEPS sono già una realtà. Esempio, ogni comune deve necessariamente riuscire ad arrivare entro una certa data ad avere un numero di assistenti sociali tarato sul numero sul totale della popolazione. Esatto. Quindi a grandi linee bisogna che ci sia almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Per il comune di Rovigo quindi l'obiettivo è quello di arrivare a 10. Quando siamo partiti nel 2019 il numero di assistenti sociali in servizio era 5. Posso dire che durante questi anni siamo riusciti quasi a raggiungere la soglia minima dei livelli essenziali delle prestazioni, siamo arrivati a 9, è ovvio che bisogna fare l'ultimo passo e riuscire finalmente a raggiungere questo importante obiettivo, ma questo per dare un'idea di quanto lavoro è stato fatto, di quanto lavoro ancora serve, perché i numeri che ricordavo prima sono oggettivamente importanti. Abbiamo un tema di emergenza abitativa. Tra l'altro il taglio che c'è stato sui contributi nazionali e quindi anche regionali, ad esempio per la lotta alle emergenze abitative, che non è stato rimpiazzato in alcun modo, ha comportato la necessità da parte degli enti locali di mettere risorse proprie. Noi avevamo all'anno circa 250.000 euro che potevamo utilizzare perché ottenevamo un trasferimento dedicato a questi aspetti, e già nel 2023 questi soldi sono spariti, nel 2024 ci hanno confermato che non ci saranno, quindi bisogna trovare delle modalità, modificare il bilancio, trovare le risorse, perché stiamo parlando di vere e proprie emergenze e su questo ovviamente non possiamo certo girarci dall'altra parte. Certo, tocchiamo un altro punto importante che riguarda l'ambiente, riguarda volendo anche il turismo slow. Parliamo di piste ciclabili, Edoardo. Quali sono le progettualità che sono in corso o comunque in progetto? Su questo devo dire che noi siamo partiti cercando di individuare un progetto, appunto. Abbiamo redatto un vero e proprio piano complessivo di estensione della rete delle piste ciclabili in quello che abbiamo chiamato un bici plan, che poi è stato inserito anche in maniera omogenea e coerente nell'ambito del piano dei trasporti, quindi inserendo la mobilità lenta nell'ambito del più generale piano complessivo del traffico, e partendo dalla dotazione iniziale di circa 33-34 km di piste ciclabili del comune, il progetto prevede di arrivare fino a 80 km di piste ciclabili. Siamo già partiti con alcuni interventi, abbiamo proceduto alla realizzazione insieme anche in questo caso ad altre realtà comunali, partendo da Badia Polesine, passando per Lendinara, Lusia, insieme a Rovigo e San Matteo di Venezia, per la realizzazione della destra Adige, che non è ancora completata, ma che su questo ci sono già le risorse per completarla già durante questa seconda parte del 2024. Abbiamo già messo da parte tutti i soldi che servono per un tratto importante di pista ciclabile dal centro della città e la frazione di Grignano Polesine. L'obiettivo è quello di recuperare tutte le risorse che servono per fare quanto più possibile di quel piano. È chiaro che tutti gli 80 km sarà molto complicato riuscire a farli nel giro di pochi anni, però insomma, l'obiettivo è chiaro, la direzione in cui vogliamo andare è definita, abbiamo già cominciato a lavorare in questa direzione, l'obiettivo è quello di consolidare questo lavoro chiaramente. Certo, e a proposito sempre di progettualità importanti, qualche giorno fa hai presentato il progetto Pinqua, no? Che è un acronimo, ce lo spieghi a noi e ai nostri radioascoltatori? Sì, Pinqua sta per Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, ed è un progetto ministeriale che è stato inaugurato già a partire dal 2020, finalizzato alla rigenerazione urbana nell'ambito delle periferie delle città, in questo caso dei capoluoghi di provincia, con un'ottica particolare dedicata alla residenzialità agevolata. Il bando è poi stato finanziato con fondi PNRR,
Noi siamo risultati assegnatari perché il progetto che noi abbiamo presentato ha ricevuto una valutazione positiva, quindi questo è bene ricordarlo, non erano fondi, come dire, erogati diciamo a pioggia, ma hanno passato il vaglio di una commissione che ha stabilito che i primi 130 progetti su un totale di circa 260 presentati fosse meritevole di finanziamento. E il progetto prevede una spesa complessiva per oltre 19 milioni di euro ed è la riqualificazione di una parte importante di un quartiere della città, il quartiere di San Bortolo, in un'area che in questo momento è in larga parte non utilizzata. Su quest'area insisteva un vecchio strumento urbanistico chiamato Piruea, che però non era mai stato realizzato, e su quest'area insistono anche una serie di spazi, tra cui appunto delle residenzialità agevolate di proprietà del comune che saranno interamente ristrutturate e oggetto di un intervento di riqualificazione energetica. Ricaveremo però ulteriori appartamenti destinati a social housing, quindi idealmente destinati a coppie o comunque a soluzioni abitative a canoni agevolati per esigenze collegate appunto alla vita nella nostra città. Sono 24 gli appartamenti nuovi che ricaveremo, che saranno destinati appunto a nuova residenzialità agevolata in città. Ristruttureremo e quindi recupereremo un cosiddetto vuoto urbano, uno spazio che era utilizzato come caserma della polizia locale fino a circa un anno e mezzo fa, che in questo momento è completamente vuoto, una parte è collabente, quindi era completamente da ristrutturare. In questo spazio ricaveremo la nuova cittadella delle arti e della musica con un nuovo auditorium da 320 posti, spazi destinati a scuole come aule per fare attività musicale, uno spazio destinato alle attività artistiche e figurative. Verrà realizzato un giardino, cosiddetto giardino delle sensazioni, che ha come proprio architrave progettuale l'idea della inclusività a 360 gradi, quindi destinato anche a persone che presentano delle disabilità sia di natura motoria, sia di natura cognitiva, sia di natura sensoriale, ed è la realizzazione di un bosco urbano di quasi 3 ettari praticamente in centro alla città, che è uno dei punti su cui sono maggiormente contento, perché era uno dei sogni che mi ero prefisso nel momento in cui avevo iniziato questa avventura. Ecco, a proposito di questa avventura, i nostri radioascoltatori appunto hanno ascoltato numeri su numeri, idee chiare. Racconti ai nostri radioascoltatori che cosa fai nella vita come lavoro. Io sono un professore universitario, sono un professore ordinario di politica economica di un'università statale, dell'Università di Trento, insegno poi, nell'ambito della mia attività didattica, insegno macroeconomia ed economia finanziaria, e quindi questo è il mio lavoro vero. Era per far capire, perché hai ben in mente, ben chiari i numeri, le cifre e quelli che sono i progetti. Edoardo, un ultimo tuo pensiero a chi ci sta ascoltando, e se c'è un argomento a cui ci tieni di far sapere a chi ci sta appunto ascoltando a International Radio. Sì, ci sono varie cose su cui stiamo cercando di lavorare. Vai. Ci sono alcune cose che vorremmo mettere in campo, che riguardano un'idea nuova di città. Quasi sempre si pensa che l'amministrazione comunale, quindi il pubblico, debba intervenire con risorse proprie nella rigenerazione di attività commerciali in città. Su questo abbiamo un progetto che non è assolutamente nuovo in assoluto, ma che è già stato sperimentato anche in altre realtà, ed è quello di poter utilizzare delle riserve di legge che in questo momento già esistono, il cosiddetto welfare aziendale, che consente ai datori di lavoro di erogare dei buoni spesa ai propri dipendenti in maniera totalmente esentasse, per attivare una collaborazione con i negozi e gli esercizi di prossimità, per fare in modo che queste risorse, questo potere di spesa, non venga speso esclusivamente, come accade in questo momento in maniera pressoché esclusiva,
sulle grandi piattaforme online, non faccio nomi perché non è il caso, però certo. credo che tutti abbiano capito a cosa sto facendo riferimento, e invece fare in modo che questo potere d'acquisto venga speso per la stragrande maggioranza della totalità all'interno dei negozi di prossimità del centro storico, ma non solo. Questo consente di mettere in moto un vero e proprio welfare territoriale, in cui il welfare aziendale viene messo a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori, e questo consente di istituire una vera e propria leva che vada a beneficio dell'intera collettività. E questo è un progetto a cui noi teniamo molto. In altre realtà, anche vicino alla nostra, sono partite delle sperimentazioni che sono particolarmente incoraggianti, quindi la nostra idea è quella di portare anche sul comune di Rovigo questa esperienza. Però è una cosa importante. E quindi a chi ci sta ascoltando e soprattutto i cittadini di Rovigo li invitiamo al voto l'8 e il 9 appunto di giugno, vero Edoardo? Assolutamente sì, è importante votare. Tra l'altro quest'anno le elezioni cadono in un periodo un po' delicato, che normalmente la finestra elettorale è un pochino più anticipata durante l'anno, quindi la tentazione, a seconda anche delle condizioni meteorologiche, è quella di fare altro. Io credo che invece sia assolutamente necessario, indipendentemente da quale sarà poi l'opinione che verrà espressa nelle urne dai cittadini. Ovviamente il diritto al voto è fondamentale. Siamo in una democrazia compiuta e siamo una democrazia solida proprio perché le persone possono esprimere liberamente la loro opinione elettorale, quindi l'invito al voto è un invito sentito. Certo, un invito al voto, e se ricordiamo ai nostri radioascoltatori che Rovigo, come Adria, per dire, sono i due comuni della provincia che vanno al ballottaggio, proprio una questione in proporzione al numero degli abitanti. Sì, bisogna che il numero di abitanti sia al di sopra di una certa soglia. Le uniche due città nella provincia di Rovigo che ammettono il doppio turno sono appunto Adria, l'anno scorso c'è stato il doppio turno, c'è stato il ballottaggio, e il comune di Rovigo. Quindi il primo turno sarà in corrispondenza delle votazioni per le europee 8 e 9 giugno, e poi nel caso in cui non ci sia un vincitore che ha ricevuto il 50% più uno delle preferenze, si andrà al ballottaggio tra i primi due candidati, e il ballottaggio si terrà il 23 di giugno. Perfetto. Edoardo, grazie per averci concesso un po' di tempo per parlare, insomma, di quelle che sono le future progettualità. Oggi proprio questo termine non mi viene con una serie di interviste, va bene così. Grazie per essere stato con noi, auguro una buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori di International Radio. Grazie. Grazie ancora per l'invito, un caro saluto.